Presidenti, allenatori e giocatori passano, ma le squadre e i loro tifosi restano. Nella buona e nella cattiva sorte, verrebbe da dire, in momenti difficilissimi per lo sport in tempo di crisi. In Serie B c'è un Pisa che viene a giocare a Cittadella con notizie infauste che preludono a un possibile fallimento. Proprio il Pisa che anni fa, dopo Modena e Roma, aveva vissuto le prime esperienze in Italia di public company, azionariato popolare con tifosi presenti nei consigli di amministrazione. Si sono visti ex calciatori, ma tifosi come Mauro Milanese, che ha guidato recentemente una cordata per risollevare la Triestina. Era accaduto anche a Venezia con l'associazione Venezia United, sorta dopo il penultimo fallimento societario. Dall'altra parte del ponte, a Mestre, c'è invece una nuova versione del progetto. Qui è il presidente della società aranciονera in testa alla classifica in Serie D che vuole donare il 10% delle azioni societarie a una costituenda associazione dei tifosi che avrà diritto di eleggere un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione. L'obiettivo mio principale è quello di dare una società in mano a chi poi nel tempo, a prescindere da chi sia presidente, rimanga il più a lungo possibile. Spazio dunque ai tifosi nelle CDA, non pagheranno però le loro azioni ed è questa la differenza sostanziale con l'azionariato popolare. Donando nel verso parola una quota della società e quindi essere in modo autorevole anche, far parte del consiglio direttivo con il loro rappresentante, dove possano anche in qualità di tifosi esprimere i loro pareri, giudizi, consigli, suggerimenti a una società di calcio. E tutto questo, ne è convinto il Presidente, dovrebbe accrescere il senso di responsabilità di chi vorrà parteciparvi. In qualche modo sì, visto che è vero che parliamo di calcio, però ci sono talvolta anche delle decisioni a volte importanti. Io sono uno molto democratico da questo punto di vista e condivido con collaboratori, e in questo caso anche il tifoso diventa collaboratore di questa società, tutte quelle che possono essere le varie decisioni che una società prende per il prosieguo, strategie eccetera eccetera.